Amici, buongiorno, rassegna stampa di oggi, notizia dal Polesine, offerta dall'Associazione Promozione Italia e Made in Polesine. Sponsor della puntata di oggi, Ottica Moderna a Taglio di Po. Cominciamo con la voce di Rovigo, Consorzio Adige Po, opere di bonifica per 10 milioni. Ricognizione del CDA e dei tecnici in diverse aree di intervento da Adria a Polesella. Complessivamente l'importo degli interventi superano i 10 milioni di euro finanziati per il tramite della Regione del Veneto. Conseguenze del coronavirus, rinviate a ottobre le amministrative di primavera. La bozza del decreto è già pronta, le date individuate per le consultazioni potrebbero essere domenica 10 e lunedì 11 ottobre. Saranno appunto rinviate a ottobre le amministrative che si terranno in circa 1200 comuni in Italia, tra i quali Rosolina. Porto Tolle, al via la campagna vaccinale anche a Porto Tolle, vaccinati 140 anziani nel 7° centro vaccinale aperto nella nostra provincia. La vice sindaco Silvana Mantovani ha spiegato la procedura all'interno e all'esterno del palazzetto, ricordando quanto sia importante non creare assembramenti. Prima pagina del Gazzettino di Rovigo, poste in Polesine primato rosa. Sono 20 le donne tra i 39 dirigenti. Nella provincia di Rovigo sono 20 le donne con incarichi di responsabilità su un totale di 39 figure, quindi il 51%. Fiesco Umbertiano, il sindaco, conferma le sue dimissioni e conferma l'addio. Con le dimissioni del sindaco decadono da oggi tutti gli assessori consiglieri di maggioranza e minoranza. Si attende l'arrivo del commissario nominato dalla prefettura e il comune verso le nuove elezioni amministrative. Villanova del Ghebbo, l'area industriale torna ad attirare investimenti. Dopo anni di oblio, l'area industriale situata lungo la regionale 88 di Via Nuova è ritornata a stimolare l'appetito degli investitori, situata a 6 km dal casello dell'autostrada di Rovigo Centro. Porto Tolle, tasse, tariffe e pagamenti al comune solo via web. Da lunedì scorso i pagamenti a favore del comune dovranno essere effettuati unicamente per via telematica. Collegandosi al sito www.comune.portotolle.ro.it e cliccare sull'apposito link Pago Pa. Si potranno fare pagamenti come affitti di alloggi popolari, lampade votive, concessioni cimiteriali, diritti di affissioni e multe. Adria, operaio stroncato da un infarto a sole 44 anni. Massimo Casellato, 44 anni, si è spento nel tardo pomeriggio di lunedì, il malore in casa appena uscito dalla doccia. L'uomo lavorava al cantiere navale Vittoria. Sport, rugby, la palla ovale ufficializza lo stop dalla Serie A in giù. Possibile l'attività facoltativa senza finalità di classifica. Sabato i rossoblù di Rovigo giocano il recupero della quarta giornata contro la Lazio allo stadio Battaglini. Resto Carlino Rovigo, manager di scambi a luci rosse, faceva prostituire la moglie. L'uomo rinviato al giudizio era lui a scattare foto hard, immagini che caricava online su siti di incontri erotici. Un 37enne di Rovigo aveva trovato un'autentica miniera d'oro mandando la moglie a fare il mestiere più vecchio del mondo. Adria, svolta nel traffico, non si ferma la polemica. Traffico amaro, calpestati i diritti dei cittadini, il senso unico in Riviera Matteotti riceve l'attacco anche del PD. Certe scelte non possono essere calate dall'alto. Jessica Ferrari, del circolo del PD di Adria, la gestione dei parcheggi penalizza la frequentazione del centro storico. Ambiente, allarme nutrie, oltre 300.000 in Polesine. Allarme nutrie, guardiamo all'Inghilterra. Ceccarello, associazione cacciatori veneti, afferma hanno risolto il problema, adottiamo i loro metodi. Ceccarello infatti chiede all'assessore regionale alla pesca Cristiano Corazzari un centro studi e progetti universitari per capire come hanno gestito il problema delle nutrie in Inghilterra. Grazie per i vostri ascolti, vi ricordiamo che siamo tutti i giorni alle 11.50 e alle ore 14 su Radio Diva, sulle frequenze 94 e 100 e come sempre da Leandro Maggi è un piacere stare con voi. Ciao ciao!